Si è sfiorata la tragedia ieri sera al campo di volo di Santa Giustina in località Fante. Il motore di un ultraleggero in fase di decollo ha perso improvvisamente potenza e conseguentemente quota, finendo su un prato vicino alla pista e fortunatamente il pilota e il passeggero, rispettivamente padre e figlio, se la sono cavata senza gravi conseguenze. L'ultraleggero è riparato giù in fondo sotto quegli alberi all'interno del club Fanta Air, è un club che raccoglie molti soci che utilizzano i propri velivoli per hobby, per passione. L'incidente è accaduto ieri sera qui attorno alle 19. L'incidente ha fatto confluire per i soccorsi i vigili del fuoco con il SUEM e la polizia per i rilievi di legge. Un pilota esperto, dicono i colleghi dell'Aero Club Fant. L'uomo è riuscito a mantenere in asse il velivolo e a farlo atterrare quasi dolcemente. Per il recupero del mezzo è stato necessario il distacco delle ali per il trasferimento nell'area esterna dell'hangar, dove resta a disposizione delle forze dell'ordine fino al termine degli accertamenti.